ci sono due giovani che festeggiano 50 anni di matrimonio di Curcuris, e questi due giovani sono Elena Scano e Guglielmo Corrias. Che bello! E il fatto che esistano un figlio con la sua compagna a volerli festeggiare nel modo che loro reputano più bello, più giusto, mi ha un po' commosso, perché non pensavo che esistessero ancora. L'unico figlio, tra l'altro, figlio unico. E Elena e Guglielmo sono dovuti emigrare in Emilia per poter lavorare, però tornano sempre a Curcuris. Quindi appartengono alla nostra terra e sentono questo senso di appartenenza e di attaccamento, e non lasciano il posto dove sono nati. Questo per me è vitale. Ho fatto una scelta simile, per cui li capisco molto bene. E allora mi hanno chiesto: vorremmo fare un gesto, dedicare qualcosa a loro, e lo fanno con la musica, perché fanno musica. Io all'inizio ho detto: vabbè, fatelo prima, ma prima, poi ci ho pensato, prima chi c'è? Prima sono quelli che aprono, che in genere sono spalle, che in genere no, non c'è l'attenzione necessaria. E allora ho fatto una riflessione, poi ho comunicato nel comitato: no, lo fanno al centro dello spettacolo e li presento io, e con estremo piacere vorrei che Stefano e Sofì salissero sul palco, a disposizione tutto quello di cui hanno bisogno per questo gesto meraviglioso, bellissimo, bellissimo. Grazie. Da parte mia, io sono lusingato perché c'è un amore di fondo, che sia oggi il giorno della festa, e il palco è vostro. Grazie. Allora facciamo un'altra soltanto, perché questa piace molto a Elena, che ha fatto conoscere alla sua nipotina Frida, alla nostra bimba, e quindi l'avevamo fatta per la prima volta per voi questa sera.
Invece questa è un po' più conosciuta, magari se vi va la potete cantare con noi. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the major fall and the major lead, the above the key composing hallelujah. Grazie mille al comitato che ci ha concesso questa, che è stato così disponibile, e anche a Piero Maras, grazie di averci dato un po' del tuo spazio.